Come sto? Diciamo che sto benino, però sono ancora abbastanza provato, nel senso che non è un'esperienza che si prova tutti i giorni, e non è un'esperienza piacevole trovarsi con una pistola puntata addosso. È ancora scosso Ennio Tesser, da 31 anni titolare di questa cartoleria edicola tabaccheria, all'ingresso di via Cavour a Caerano. In passato 2 tentati furti, ma quella di ieri sera è stata per me, racconta, la prima rapina a mano armata. Sono da poco passate le 18:30 quando dalla porta entra un uomo, cappellino in testa, occhiali da sole, sulla bocca una mascherina chirurgica. È entrato con la pistola già puntata, mi ha detto dammi tutti i soldi, e si è messo là a metà negozio, mi ha tenuto sotto controllo, sotto tiro con la pistola. Io gli ho dato i pesi da 50 che avevo in casa, li ho messi là, lui ha detto anche tutti gli altri, ha voluto tutti, e mi ha detto mettili vicini, tutti vicini per metterli in tasca. Cosa faccio? Li ho messi là, li ho messi in tasca, mi ha guardato ancora con la pistola così, si è girato, è andato verso la porta, quando era prima per arrivare alla porta si è girato a vedere se per caso tiravo fuori pistola o roba del genere, probabilmente, non lo so. Si è girato a vedere che cosa facevo, io ero qua fermo e niente, è partito e è andato via. Si è avviato di là, ma di preciso non saprei dire. A piedi. A piedi. In quei secondi cosa ha provato? Ho provato paura. La voce che si incrina ricordando quei drammatici secondi. Capisci che se è vera potrebbe anche partire un colpo, se fai movimenti che magari questa persona può ritenere pericolosi. Diverse centinaia di euro il bottino per il rapinatore. Era l'incasso del pomeriggio, racconta ancora il tabaccaio, ma l'importante è che io sia qui a raccontarlo. Un'esperienza che porta a pensare di mollare tutto. A me manca 4 mesi per essere in pensione, perché ad aprile sono in età pensionabile. E quindi cerco di tirare avanti fino ad aprile manco. Dopo il mio pensiero era anche di tirare avanti finché trovo da vendere, perché ho messo in vendita. Adesso vedrò, io non mi sfoggio a scoraggiare proprio tanto facilmente, è 30 anni che sono qua. Però se dovesse succedere ancora la cosa diventa difficile. I carabinieri sono sulle tracce del rapinatore, fondamentali per le indagini le immagini delle telecamere installate all'interno e all'esterno della tabaccheria che hanno immortalato quei momenti. In queste ore il sindaco di Caerano ha portato la propria solidarietà al commerciante, cugino proprio del primo cittadino. Si tratta di un episodio che non può che far crescere un senso di preoccupazione. È da molto tempo che in paese non si verificava un fatto così grave. Speriamo che questo malvivente venga assicurato al più presto alla giustizia e che questo rimanga un caso isolato, ha detto Gianni Precoma.